un gradito ritorno, quello di un amico innanzitutto e di un politico, Corrado Callegari. Prima il Veneto. Buonasera a tutti. Ciao, e grazie ciao, Enzo di avermi invitato dove vengo, questa trasmissione che vengo sempre volentieri. Lo so, ti conosco da tanti anni. Per chi ti vedesse la prima volta, Prima il Veneto è un movimento indipendentista veneto. Ricordo che il nostro ospite ha rivestito anche la veste, la qualifica di deputato della Repubblica Italiana, quindi già parlamentare della Lega Nord, quella bossiana per intenderci. Per l'indipendenza della Padania. Per l'indipendenza della Padania. E poi ricordo che sei stato anche segretario provinciale della Lega per Venezia. Sì. Allora, cosa ci dici di nuovo? Regia, in omaggio al nostro ospite, facciamo vedere quei contributi. Eccolo qua, ecco qua. Sarà perché io amo Venezia, io amo San Marco, amo la bandiera, eccolo qua. Sì, Corrado Callegari, ti ricorda qualcosa? Sì, uno degli ultimi 25 aprile che abbiamo festeggiato in piazza San Marco a Venezia, nonostante ci fosse il divieto da parte della questura e della prefettura di diciamo sfilare con le bandiere di San Marco nella festa del nostro santo patrono, perché ricordo che Venezia penso sia l'unica città d'Italia che non può festeggiare nella propria piazza il santo patrono. Ma perché? Perché c'è questa paura? I veneziani, brava gente, sono tranquilli, la storia, c'è questo timore. Perché la storia insegna che i paesi occupanti, perché noi venetisti consideriamo l'Italia un paese che ci ha occupato dal 1866, che hanno timore dei simboli, e la bandiera di San Marco e la piazza San Marco è un simbolo di una forza probabilmente incalcolabile. E quindi quando gente scende in piazza, soprattutto nella piazza di San Marco, con le bandiere, anche per fare solo una cerimonia religiosa, perché è quello che abbiamo sempre cercato di fare noi. Non potete fare? No, non lo possiamo, no, quelle volte là noi abbiamo tentato di fare delle marce silenziose con in testa anche un sacerdote che si era reso disponibile per fare la processione, sì. Viene qui ci hanno fermato, strappato le bandiere, insomma, fatto tutta una serie di cose. Noi ovviamente quando facciamo queste cose non si reagisce mai, loro vogliono le bandiere, noi le consegniamo, perché voglio ricordare a tutti che la bandiera di San Marco è l'unica che ha il Pax scritto all'interno della bandiera, cioè la pace, sì, la pace. So che tu hai fatto degli appunti, prima di aprire i centralini mettiamo sul banco delle novità qualcosa di particolare attorno al cui noi discutiamo. Diciamo no, che io... Non aprire subito i centralini, regia, grazie. Allora, diciamo che io spesso quando vengo qua, anche per l'estrazione mia professionale, faccio molte volte dei discorsi un po' economici, vicini poi all'attività. Allora, i banchieri sono un'altra cosa. Allora, volevo dire ai telespettatori, se hanno ascoltato in questi giorni, quando stanno preparando a Roma la manovra fiscale di fine anno, che Giorgetti, che è il ministro dell'economia, ha lanciato leghista, ha lanciato due allarmi. Il primo, si sapeva, sul discorso del debito che creerà il bonus 110 che è stato usufruito da molti cittadini, ma però ha lanciato anche un allarme. Io ricordo a tutti che noi abbiamo un debito pubblico altissimo di leggevo oggi, 2.856 miliardi di euro, non di lire, 2.856 miliardi di euro. E su questi noi andiamo a pagare ogni anno 70 miliardi di interesse. Cioè, ovviamente lo Stato ha bisogno di fare provvista di soldi, mette in circolazione e vende titoli di Stato, e sui titoli di Stato ovviamente il governo paga
paga gli interessi ai cittadini, ma non solo ai cittadini, perché il debito pubblico è in mano alla Banca d'Italia, è in mano alle finanziarie italiane, è in mano a banche italiane, ma per il 26%, quindi per 700 miliardi, è in mano alle finanziarie banche estere. E che allarme è che ha lanciato Giorgetti? Che ovviamente, come c'è stato il calo interessi per i mutui, con l'alzamento da parte della BCE dei tassi di interesse, questi colpiscono anche i titoli di Stato nostri, perché i titoli di Stato che il governo mette all'asta ogni mese, prima li metteva allo 0, qualcosa di tassi di interesse, adesso gli interessi sono al 4%, al 5%, quindi in proiezione i 70 miliardi di interessi che noi andiamo a pagare potrebbero diventare 280, come c'è stata la moltiplicazione degli interessi passivi per i poveri cittadini che hanno fatto i mutui a tasso variabile. Allora, siccome l'asta BOST si fa ogni mese lo Stato italiano, per far provvista di soldi, mette in vendita all'asta i titoli di Stato, ovviamente adesso non li può più mettere allo 0, ma li mette al 3, al 4, al 5%, infatti gli ultimi che avevo visto, i famosi BTP valore che li stanno mettendo, pagano il 4, 4,5%. Allora dico ai telespettatori, fatevi un calcolino di quello che in proiezione saranno i soldi che lo Stato italiano dovrà pagare a chi va ad acquistare questi titoli di Stato. Ecco, questa era una cosa per me importante da dire stasera, a seguito poi delle puntate precedenti in cui ho sempre parlato di questo argomento. Allora, in attesa di qualche telefonata che vedrai arriverà tra breve, cosa ne pensi di questi migranti? Ma allora diciamo, sono molto preoccupati. Allora diciamo che purtroppo, soprattutto per gli elettori del centrodestra che avevano dato massima fiducia alla Meloni, come precedentemente l'avevano data a Salvini, penso che a un anno di distanza sono rimasti fortemente delusi, perché di fatto l'immigrazione non si ferma. La Meloni aveva parlato del blocco navale, pur sapendo che non sarebbe stata in grado di attuarlo, però quando si va a caccia di voti è bello raccontare un po' di favole alla gente che dopo deve andare in seggio a votare, come Salvini nella legislatura precedente aveva preso i voti perché parlava di fare 500.000 rimpatri, aveva detto prendiamo tutti quelli che sono qua e li rispediamo, ma sono cose che non si possono fare. Il blocco navale, perché se tu fai il blocco navale dichiari guerra ai paesi africani che sono dall'altra parte. Quello che diceva Salvini non lo puoi fare perché tu i rimpatri li fai solo con i paesi con cui sottoscrivi degli accordi bilaterali. Io mi ricordo quando eravamo giù al governo con il governo Bossi-Berlusconi che c'era Maroni, ministro dell'interno, che l'unico paese con cui era riuscito a sottoscrivere a suo tempo un accordo per i rimpatri era la Tunisia, fatalità Tunisia che adesso è venuta alla ribalta recentemente. Però io penso sull'affare migranti, un qualcosa che hanno pensato anche tanta gente prima di me, che se non si stroncano quel giro di trafficanti che ci sono in Africa, trafficanti che hanno coperture politiche e con le mafie locali che si prestano in accordo con le mafie africane, parlo della nostra mafia siciliana, calabrese, campana e pugliese, che sono quelli che ovviamente fanno gli accordi perché partono, ma quando arrivano dove finiscono questi qua? Molti finiscono a spacciare droga, finiscono nella prostituzione, finiscono nel lavoro nero. Allora io penso che queste mafie agiscono con le coperture politiche anche da noi, e la dimostrazione è che se in Sicilia Messina Denaro è vissuto 30 anni nel suo paese, andando a fare la spesa, facendo tutto quello che doveva fare, e la polizia nessuno diceva niente, sta a significare come sono le collusioni della politica con la mafia. Sei d'accordo con la critica espressa dal nostro amico di San Benedetto del Tronto? Allora, lui ha fatto riferimento a un anno, mi pare, ha detto 1992 o ho capito male? Ha fatto riferimento a due nomi. Ma come anno, il periodo, mi pare abbia fatto riferimento al 1992, che
è stato quello che ha segnato proprio il crollo dell'Italia rispetto ai paesi europei, perché in quell'anno là Amato ha fatto 2 manovre economiche pesantissime, se vi ricordate, tra il 92 e il 93, dalla sera alla mattina, ma dopo ha fatto una cosa subdola che il cittadino normale non è venuto a conoscenza, cioè ha svalutato la lira nei confronti dell'ecu, cioè la lira a quei tempi era intorno alle 1000 lire per ecu. Lui l'ha portata in 2 anni quasi a 1900 lire, si può andare in internet e guardare le tabelle. Quando noi siamo entrati in Europa, il cambio 1936,27 non è stato un cambio frutto di una trattativa, era il cambio precedente che la Riva si portava nei confronti dell'eco. Poteva trattare un cambio diverso, È questo. Questa tua giusta considerazione, Prodi doveva comportarsi secondo me in maniera diversa. Ma no, allora dovevano innanzitutto avvisare tutti, perché la gente ha pensato che ci fosse stata una speculazione di mezzo, invece il 30% di svalutazione della nostra capacità economica in base agli stipendi si è depenalizzata del 30% perché abbiamo subito questo cambio qua. Il fatto poi di dire usciamo dall'Europa non è una cosa così semplice, perché noi la differenza... Aspetta che... Io non sono un bancario, non sono economista, sono un realista. Pagheresti la stessa cosa di quando sei entrato, uscendo, cioè avresti una svalutazione del 30% secco, perché noi siamo entrati anche nell'euro come moneta. Molti paesi si sono tenuti fuori da questo, cioè non tutti i paesi che aderiscono all'Unione Europea hanno preso la moneta. Infatti la Gran Bretagna è riuscita ad uscire perché lei aveva mantenuto la sterlina, noi invece abbiamo rinunciato alla lira e siamo entrati nell'euro. Da quel momento siamo schiavi di questo meccanismo qua. Non è semplice uscirne, perché se tu esci, tutti i mutui attualmente sono in euro, se tu esci e hai una svalutazione del 30%, tu vai a pagare il 30% in più dei mutui, cioè questa roba qua bisogna dirla alla gente, capito? Perché sennò succede come nell'entrée. Quando siamo entrati nessuno ha detto questo, capito? Perché Prodi ha detto no. Essendo economista il tempo mi darà ragione. Col debito solo se il Veneto se ne va per conto suo. Il Veneto sarebbe in grado di entrare in Europa senza problemi, perché dei 2 miliardi e 8 che c'è di debito pubblico, neanche un euro del Veneto. E allora anche uscire dall'Europa e di avere di nuovo la lira, anche quello è un sogno, perché non succederà mai, capito? Un'altra telefonata, dai, vediamo se sentiamo voci nuove. Cosa pensi di questo governo? Penso che se la prima, la seconda, la terza... Tanto che io penso che se la prima volta che va al distributore di benzina e vede che il carburante costa ancora 2 euro, che devono essere tolte tutte le accise secondo il verbo della Meloni, già la macchina non so quanti chilometri possa fare. Contributo, non so se la regia ti aiuta a scovare nella mia ghiacciaia. Di questo parla. Sì. Perché questo? No, questo è il tema, ma mi riferivo a un link, a un video che ho fatto vedere ancora 2 settimane fa, in cui si vede la Meloni alla pompa di una benzina e la prendono un po' in giro. Se trovi quel video, regia, lo fai vedere, però ritorna intanto a riproporre quel contributo affinché Callegari lo possa commentare, perché me l'ha mandato lui. Le accise non si toccano, servono a ridurre il cuneo. Sì, perché era questo articolo qua è venuto fuori nel periodo in cui la gente reclamava il fatto che la benzina
stava rincarando, e la Meloni in campagna elettorale aveva detto su un sacco di video che circolano in internet che le accise sono un furto e vanno tolte, tutti si aspettavano che le accise venissero tolte e Urso è venuto fuori con quella bellissima dichiarazione. Sta di fatto che le accise non vengono tolte, non verranno tolte neanche con questa finanziaria che viene avanti, la gente pagherà sempre 1,80 €, 2 € il carburante. Sono contenti gli elettori che hanno votato la Meloni? Questa è una domanda che io faccio magari ai telespettatori. Ce l'hai vicino uno? Ce l'hai, infatti te l'ho mandato apposta con l'articolo lì. Ma sai perché? Ma sai perché? Perché la Meloni purtroppo... Io ho votato... Perché la Meloni, come tanti rappresentanti politici, è una mestierante della politica, perché nonostante la giovane età, voglio ricordare, sì, io l'ho conosciuto io, voglio ricordare a tutti che sono 20 anni che bazzica in Parlamento. Nel governo Berlusconi, quando c'ero io, era ministro della gioventù, a quei tempi era giovane, non ha fatto quasi niente come ministro della gioventù, però aveva cominciato a imparare come ci si muoveva, e quindi sono 20 anni che vive con 15.000 € al mese, quindi non ha problemi per fare... Tutti i politici promettono nelle campagne elettorali, però c'è chi la spara più grossa che un altro. Ma è per questo che la gente dovrebbe cominciare a discernere questa gente qui, hai capito? Perché non è possibile. Io quest'anno, alle ultime elezioni, te l'ho detto, non ho votato, e lo posso dire anche te, ma sai perché? Ma sai perché? Perché non c'era nessuno per me perché potesse rappresentare il cambiamento. Perché la Meloni, quando io ero in aula, cari telespettatori, ha votato per la legge Fornero del famoso del primo ministro Monti, perché lei insieme con tutti quelli... Era quella che piangeva? Era quella che piangeva? No, quella era la Fornero che piangeva, ma la Meloni ha votato su quella legge là della Fornero. Sì, era quella che piangeva in aula, per dire sì, mi tocca fare questa stretta qua. Insieme a Mario Draghi. E quindi la Meloni quella volta là, per costruzione, quello che è, ha votato tutti i provvedimenti di Monti, ha sostenuto il governo Monti, questo ce lo dobbiamo dire. Comunque sappi che alle prossime elezioni politiche sarà la prima volta, non andrò a votare perché sono stufo di votare i nominati dalle segreterie, voterò solo per le amministrative comunali, provinciali, regionali e per le europee. Ma non c'è la preferenza, altrimenti non andrò più a votare. Ma non hai visto che mercato che c'è? Il mercato delle vacche. C'è un mercato che gira, vabbè, è il telespettatore che ha giustamente la precedenza, non facciamolo attendere. Scusami, un'indecenza. C'era un imam ieri in collegamento Skype. Ho capito solo una cosa, che per gli islamici vale più il Corano che la nostra Costituzione. Beh, quello sì, basta vedere nei loro paesi. Andrebbe preso, impacchettato e buttato fuori dall'Italia. Non so se vi stanno ascoltando. Nei paesi islamici non comandano i partiti politici. Nei paesi islamici comanda la religione. Cioè non comandano i partiti politici o cose, in qualunque paese, in Arabia Saudita, in Iran, in Marocco, in Tunisia, cioè comandano gli organismi religiosi. Sì, ma è un assurdo. Però è questo che in Italia prevale la Costituzione, tanto cara ai compagnucci di sinistra. Quello ti ha fatto capire? No, per noi faceva riferimento ai versetti, sai, loro hanno la mania dei versetti di Maometto, del Corano, eccetera. Cioè, per l'imam è più importante il rispetto del Corano che della nostra Costituzione. Certo, ma questa dovevano arrestarlo. Questa è una cosa risaputa, non è una cosa di adesso. C'è stato adesso quando ne arriveranno a milioni ce la racconteremo. Faremo una brutta fine, io non vedrò quel giorno perché sono le future generazioni. Sono giovanissimo. Giovanissimo. Tra un 20-30 anni tu avrai 90 più che altro saranno i nostri figli, i nostri nipoti che subiranno questa cosa qua. E un futuro spettrale. Non possiamo toglierli fuori perché abbiamo una responsabilità noi. Cioè i nostri genitori ci hanno lasciato un paese che era uscito dalla guerra
e hanno iniziato la ricostruzione, noi invece abbiamo continuato con la demolizione. Questo di fatto è quello che stiamo facendo in questo periodo. Ho fatto vedere da qualche giorno all'inizio dell'opinione e di Voce alla Gente quel piccolo contributo che ritrae un nostro soldato, forse stavamo parlando e non l'hai visto, se la regia lo può riproporre a beneficio di Corrado Callegari. Io sono morto per l'Italia che voi state distruggendo, condividi? Diciamo che... Tu non sei d'accordo per l'Italia, no? Esatto, anche perché con la prima guerra mondiale sono stati mandati a massacro un sacco di giovani, per cosa, sì, però bisogna anche dopo rendersi conto, cioè è ovvio che uno come quel soldato là che si è sacrificato è un eroe, è un valore indipendentemente dalla bandiera che rappresenta, però ricordiamoci che sono morti migliaia di giovani, migliaia di ragazzi da tutta la penisola, non solo dal Veneto al Trentino, venivano su dalla Sicilia. Durante la pausa pubblicitaria sono venuto a conoscenza di una bella notizia. Il mio amico Corrado Callegari è diventato nonno, una bellissima bambina di nome Beatrice. Ecco, come al solito Enzo mi piace fare pubblicità. Lo so, ma è una trasmissione di famiglia questa, familiare, di compagnia. I lieti eventi vanno evidenziati. Questo è vero, Ti pesa la qualifica di nonno? No, assolutamente, infatti sono un ragazzino, mi sento giovane, agguerrito e combattivo, se no non sarei qua insieme con te davanti ai telespettatori. Beatrice è la figlia di Alessandra Callegari, sì. La seconda, sì, e tu hai 3 figli, sì. Massimo, Alessandra e Elisabetta Callegari, che saluto cordialmente, oltre a salutare tutti i componenti di Prima il Veneto, questo movimento indipendentista veneto. Sì, è un movimento che è nato da una scissione della Lega Nord, ancora in più la linea politica che stava prendendo la Lega, ma noi abbiamo visto in anticipo quello che hanno visto altri dopo, anche di recente, e abbiamo deciso di uscire dando vita a questo movimento che riguarda il Veneto e ricalca, perché uno dice perché prima il Veneto? Perché ricalca lo slogan con cui si era vinto in regione con l'allora presidente Luca Zaia, e lo slogan era di prima il Veneto. Quando abbiamo visto che questa politica si stava abbandonando, noi abbiamo creato il movimento per ricordare il motivo per cui noi c'eravamo, cioè quello di tutelare il Veneto, di essere il sindacato del Veneto. Adesso prendiamo questa telefonata, poi vi do un suggerimento e lo faccio in maniera pubblica, un suggerimento in maniera del tutto disinteressata, la mia, non pretendo ricompense, però ve lo dico per il vostro bene. Fra qualche minuto mi capirai meglio. Buonasera, chi è in linea? Buonasera. Buonasera, sono Felice dalla provincia di Pavia, dell'Oltrepò Pavese. Buonasera caro Enzo. Caro Felice, buonasera. Un caro saluto al signor Corrado Callegari, è diventato anche nonno. Sì. Tanti auguri per la nipotina. Speriamo che vada tutto bene. Grazie. Siete duri, sono cose che bisogna mantenere. Allora, parliamo un po' della Serenissima Repubblica. È un invito a nozze per lui. È un invito a nozze per Callegari. Perché lo sappiamo benissimo quando è caduto, è stato il 12 maggio del 1797, l'ultimo dose si dimise per la pressione napoleonica, è andato via perché era Ludovico Manin nel 1789-1797. Mi piacerebbe sapere perché lo stendardo del Leone di San Marco non si può portare il 25 aprile. Molto probabilmente è successa la cosa che la Serenissima, i pezzi diventati italiani a vostra insaputa nel 1876, che hanno votato in 3 o 4, non di più penso, se mi ricordo bene, non so in quante persone hanno fatto votare. Comunque
perché oltretutto la Serenissima si studia pochissimo a scuola, in pochi sanno fuori dalla vostra regione che la divisa è stato De Mar, è stato De Terra, cioè, non lo so, probabilmente quelle cose qui nelle scuole non le insegnano, perché si conosce soltanto come Repubblica Marinara. Repubblica Marinara è un po' poco. Comunque tanti complimenti, sempre da fare la trasmissione, è inutile dirlo, però bisogna spegnere il viva voce e spegnere il televisore, se no fa sempre fatica a ascoltare. Un piano saluto e ora definiamola, prima telefonata e ci risentiamo qualche altra volta. Ma io risaputa come il Veneto, sono diventati italiani e non risaputo. Tanti auguri ancora. Grazie per la telefonata. Con viva cordialità. Io sollecito il mio amico Corrado Callegari, anche lui, a dire quando va nelle riunioni: e ora definiamola. Questo potrebbe essere lo slogan per il vero cambiamento per le prossime elezioni. Allora dai, mettiamo una firma su un contratto, e ora definiamola. Viva il Veneto! Ci vogliono persone nuove, capito? Perché se tu vedi là sempre gli stessi riciclati da 30 anni che si spostano nel mercato, sembra quasi di avere, prima del campionato di calcio, ci sono i giocatori che si spostano tra la società calcistica e l'altro, dico adesso arriva questo, è la stessa cosa. Se uno guarda le persone politiche che sono elette, che stanno facendo i ministri, i sottosegretari, sono le stesse persone che si sono candidate con vari partiti, poi quando ci sono le elezioni si spostano. Ma dai, condivido, bravo. Senti, prima di leggere un messaggio che ti riguarda, volevo dirti quello che penso io, da uomo libero. Io vi apprezzo, te lo giuro su Dio, avete coraggio, costanza, perseveranza, però il tallone d'Achille vostro, sai qual è? Siete divisi, sparpagliati, è vero? Unite le vostre forze. Questo è vero. Ci abbiamo veramente provato, perché alle ultime regionali ci siamo presentati con un partito unico che raggruppava una decina di movimenti indipendentisti. L'avete fatto questo? L'abbiamo già fatto, ma non siamo stati premiati dai cittadini per tanti motivi. Primo, perché non abbiamo i mezzi di comunicazione da far arrivare il messaggio a tutti i veneti, dopo le solite cose. Poi tra le altre cose il candidato opposto era l'attuale presidente governatore che quella volta ha schiacciato tutti. La gente ha votato per questo governatore, adesso ci sono un sacco di cose che non vanno, ma le persone che a me si rivolgono, e dico: avete votato, l'avete voluto, ve lo tenete, come prima si sono votati 5 Stelle, come prima hanno votato Renzi, come prima hanno votato Berlusconi, cioè il popolo si fa sempre incantare nessuna come movimenti. No, noi ci siamo presentati con un cartello elettorale alle regionali del 2020, però non abbiamo raccolto consensi. C'eravamo noi, c'era Indipendenza Veneta, c'era Siamo Noi Veneto, di Michele Favero. Sì, Siamo Noi Veneto, che erano quelli di Guadagnini, cioè ce n'erano una decina, c'era sì Progetto Veneto, cioè eravamo una decina, però non siamo stati in grado di veicolare il messaggio, siamo stati schiacciati ovviamente dalla concorrenza, che di fatto era quella del Presidente, che ha schiacciato tutti, non solo noi. Siete stati un po' sfortunati. Però noi non demordiamo, ripeto, io faccio politica per passione. Vi apprezzo per questo. Sono andato via, io potevo stare dentro al mio movimento di appartenenza, magari mi giravo dall'altra parte se c'erano delle cose che non andavano. Io, siccome ho sempre vissuto del mio, non ho vissuto di politica, ho scelto una strada diversa che mi gratifica con il fatto che siamo un gruppo che a distanza di 10 anni siamo ancora tutti quanti insieme, che facciamo politica, ovviamente
piccola politica nel territorio, perché siamo radicati a Vicenza, Padova, Venezia e Treviso, cioè in alcune province del Veneto. Rappresentante? No, su Rovigo non abbiamo rappresentante, ne avevamo uno, ma un gruppettino, però adesso in questo momento qua non ce l'abbiamo, insomma. Siete stati un po' sfortunati, sai perché? Io ritengo, e sono sicuro di quello che dico, che se ci fosse stato ancora Panto, voi avreste avuto qualche speranzella. Certo, se c'è un grande Panto, se c'è un grande io ho conosciuto, condottiero, affascinava le folle. Ricordate quella sua canzone che mandava all'inizio, che ha fatto la brutta fine. Se ci sono disponibilità economiche, ovviamente si riesce a fare politica. Ma tu attribuisci esclusivamente alla disponibilità economica l'eventualità di successo? Perché non riesci a far passare il messaggio, no? Perché se tu riesci a fare non penso che sia passare però se fai persone. Certo, è vero, però insomma il gruppo, quando abbiamo presentato ai regionali, c'erano persone di una certa, per me, levatura, magari non il leader carismatico, però c'era la levatura. Ovviamente se non si riesce a far passare il messaggio a tutti i livelli, perché ricordiamoci che non serve fare incontri pubblici nelle piazze, nei mercati e cose del genere, è tramite la televisione, lo sai benissimo anche tu, che il messaggio politico può essere veicolato. Se tu hai la possibilità di accedere ai canali di informazione, hai anche la possibilità di raccogliere un risultato più consistente. Tu sai che io sono sempre a disposizione di questi movimenti, perché credo nella vostra lotta. Ma perché tu sei uno spirito libero, hai capito? Cioè, questo e lo sai benissimo che questo ti è costato forse anche qualcosa nel tuo percorso, ma è per questo, insomma. Purtroppo se avessi avuto un altro carattere avrei fatto un'altra carriera. Ma ci stimiamo reciprocamente proprio per quello, perché abbiamo la stessa verve. Buonasera Enzo, un cordiale saluto a Corrado Callegari, che ho avuto il piacere di conoscere sia a Santa Maria di Sala che a Venezia. Ottimi argomenti anche questa sera. E ora definiamola. Vedi? Michele Lazzarini. Vedi che passa il tuo messaggio, sì, Michele Lazzarini. Ciao Michele, magari ce ne fossero 2, 3, 4, 10, 5.000, 20.000, 50.000 Michele Lazzarini, va bene? Dunque, poi un altro veneto. Buona serata, dottor Enzo, e anche al suo gradito ospite, che dice le cose come stanno. L'Italia con questi sbarchi incontrollati stanno invadendo, prepariamoci a fare una brutta fine e ora definiamola, vedi, prende corpo questo grido e ora definiamola. Cordiali saluti da Renzo e Giovanna De Pieri da Borbiago di Mira. Sai dov'è Borbiago di Mira? Sì che so dove è Borbiago di Mira. Riviera del Brento. Tu abiti sempre a Mestre o a Venezia? Adesso non abito più a Mestre, però Borbiago di Mira è attaccato a Mestre. Sì, è gente che tu conosci anche. Dunque dove è andato a finire? Eccolo qua. Però vedi, quando tu dici bisogna aggregarsi, ma se l'elettore preferisce votare partiti nazionali come hanno votato la Lega, come hanno votato Fratelli d'Italia, come hanno votato Forza Italia, come hanno votato... Questi partiti qua hanno le segreterie che non sono in Veneto, hanno le segreterie a Milano, segreterie a Roma. Allora quando il Veneto si pronuncia con un referendum per l'autonomia come è successo nel 2017, si vede che questo qua non c'è nessuno che lo porta avanti. Guarda, ieri ho visto le dichiarazioni che ha fatto la Meloni, no? Tanto per non citare una cosa, che ha detto faremo le riforme nel 2024. E quali sono le riforme? Presidenzialismo, giustizia, fisco e l'autonomia che aveva chiesto il Veneto. L'autonomia che aveva chiesto il Veneto, ma per forza, perché? Perché alla Lega non interessa più, al Presidente della Regione che probabilmente sta guardando dove andare a collocarsi dopo il 2025, non interessano, e i veneti resteranno come sempre col cerino in mano. Tra le altre cose siamo stati anche più fessi degli emiliani, perché gli emiliani non hanno fatto il referendum, siccome la Costituzione prevede che una regione possa fare richiesta di avere maggiore autonomia, è previsto
dal capitolo quinto della Costituzione con l'articolo 116, e la richiesta non serve farla con un referendum, tu fai una richiesta formale al governo. Noi invece, per fare i primi della classe, abbiamo fatto anche il referendum, che va anche bene. Ha avuto un grosso successo. Ma abbiamo speso 14 milioni e mezzo di lire delle tasche dei veneti. Non è servito a niente. Hai capito? E non è servito a niente alla pari di quello fatto all'Emilia, perché poi cosa hanno fatto quelli della Lega, e parlo di Calderoli? Hanno riproposto la legge delega per portare avanti l'autonomia, andando a imbarcare tutte le regioni d'Italia, anche quelle che magari non sono intenzionate ad avere l'autonomia. Cosa serviva? Bastava andare avanti sulla strada dell'articolo nel capitolo quinto della Costituzione, articolo 116, trattativa diretta Stato-Regioni. Invece adesso ci troviamo con lui che fa la legge delega, che dice dal 2024 avremo l'autonomia. Ma cosa sta dicendo? Cioè nel 2024 verrà votata la legge delega che stabilisce i principi attraverso cui dopo dovranno essere realizzati tutte le... Io questa cosa qua l'ho già vista, perché l'abbiamo fatta a Roma nel governo Bossi-Berlusconi, quando è stata fatta la legge delega per portare avanti i decreti sul federalismo fiscale. Li avete visti? No, perché nel 2012, quando avrebbero dovuto andare in realizzazione, è caduto il governo e chi si è visto, si è visto. Allora io dico, ma se abbiamo già visto che non funzionava, vuol dire proprio essere recidivi a voler andare ancora sulla strada della legge delega. A meno che sotto non ci sia il fatto di dire, come avviene spesso in politica, ma sì, mettiamo in piedi sta roba qua, dopo la andiamo lì, la raccontiamo ai 4 elettori baucchi, che gli raccontiamo... Ci vedono in tutta Italia. Baucchi vuol dire, è un vezzeggiativo per dire uno un pochettino che non capisce bene. Fessacchiotti, dai. Diciamo Fessacchiotti, ma non è neanche giusto poi definire così gli elettori, però di fatto è quello che avviene. Allora, se a Pontida Calderoli va sul palco e dice nel 2024 avremo l'autonomia, io gli avrei detto: Calderoli, sei un bugiardo, con la B maiuscola, hai capito? Questo è, le cose bisogna dirle come stanno. Sapere che hai vicino uno che da anni ho i miei telespettatori fedelissimi, una volta ne parlai anche con Giussi da Dosson di Treviso, io dissi l'autonomia il Veneto non l'avrà mai, ho le registrazioni, sono convinto che Roma non mollerà mai, non ha alcun interesse. Ma dillo perché. Perché il Veneto ha 15 miliardi di euro di residuo fiscale, euro più, euro meno, adesso non so com'è il dato aggiornato. La Lombardia ne ha 50 e l'Emilia Romagna, cioè le 3 regioni del nord, producono 100 miliardi in più, e i 100 miliardi in meno dove sono? Sono in Sicilia, in Campania, in Calabria. Io mi inchino, l'ho detto anche ieri, di fronte alla morte, però mi perdonerai, non mi inchino sicuramente di fronte alla persona Napolitano, però sono contrario alle offese. Questo tengo a precisare, perché ritengo che Napolitano, insieme a Oscar Luigi Scalfaro, è stato uno dei peggiori presidenti della Repubblica Italiana. Ho detto qualcosa anche oggi nella mia opinione. Spero che non continuino a parlare nei TG ancora per giornate intere e che non si sprechino fiumi di inchiostro sempre a parlare per Napolitano. Sì, diciamo che di fronte alla morte è bene stare zitti, cioè ognuno ha la propria opinione di questo Presidente. Ma io l'ho manifestato per la mia coerenza, tu sei coerente, ma io sappi che lo sono più di te coerente. Io posso solamente dire che lui era Ministro dell'Interno quando sono stati presi serenissimi del campanile, e quindi basterebbe andare a chiedere loro come sono stati trattati dallo Stato italiano. Durissima reazione da parte dello Stato, mi ricordo.
Del resto la storia di Napolitano viene dal PC di tipo sovietico e ricordiamoci, insomma, Per questo che io mi sono permesso di prendere... Dopo lui ha cambiato, però tutti si ricordano, e in Ungheria non è sicuramente gradito perché nel 1956 ha applaudito ai carri armati sovietici che entravano a Budapest. E la soppressione di migliaia di magiari. Questa è storia, insomma. Ecco. Sono d'accordo con te, condivido pienamente, e io lo dico con il massimo rispetto. Io non posso sopportare le persone che fanno del male agli animali. L'altra volta ho fatto vedere... Guarda che mia figlia piccola lavora nel settore. Allora sei un grande... Allora no, lei è brava. Quindi ama alla dolcezza necessaria per trattare i cani. Ama gli animali, stravede per gli animali. Sì. Credimi. È un elemento a tuo favore questo, No, a favore cerca di gestirlo bene, sì. Ecco, va bene. Abbiamo un minuto, te lo dedico, va bene? Affinché tu possa fare le considerazioni finali di questa trasmissione e lancia un messaggio perché la gente possa avvicinarsi a Prima il Veneto. Allora l'invito che io faccio ai telespettatori è quello di sostenere i movimenti veneti. Non votate o sostenete partiti italiani che hanno le segreterie che rispondono a Roma, Milano o da altre parti del paese. Voi dovete votare gente e sostenere, soprattutto perché non è solo il voto, ma dovete sostenere i movimenti che si battono per il Veneto. Dobbiamo fare come avvengono in altre realtà, vedi la Catalogna, vedi i Paesi Baschi, vedi la Scozia, dove tutti i movimenti indipendentisti rappresentano il popolo della loro regione. Qua invece in Veneto, che c'è una cozzaglia di chi più ne ha ne metta, e una volta si sostiene quello, una volta si sostiene quell'altro, invece vanno sostenuti i movimenti veneti, perché sono quelli che difendono e fanno da sindacato del territorio. E quindi nella realtà io rappresento uno di questi, che è Prima il Veneto. Cercate di sostenere e avvicinarvi a Prima il Veneto. Io sono uno dei tanti meridionali del Veneto, però ho un pedigree notevole e da tanti anni che sono qua. Posso partecipare anch'io, che sono di origini meridionali, ma sono di adozione. Non è una questione di sangue, non è una questione di sangue, è una questione di rispetto del territorio, cioè il Veneto non è rispettato a livello nazionale. Vi auguro tanta fortuna col cuore in mano, un forte abbraccio a tutti. Grazie. A presto, arrivederci. Buonasera a tutti, grazie.